Io Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera e chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo, purtroppo una telefonata che non ho potuto rimandare. Cerchiamo di recuperare molto rapidamente perché stamani io vi vorrei proporre, anzi vi proporrò, spero con frutto per tutti coloro che sono all'ascolto, alcuni estratti da un convegno che abbiamo citato. Il convegno si è tenuto a Roma lo scorso 12 aprile, un convegno internazionale con economisti di diversi paesi europei, organizzato dal professor Alberto Bagnai, oggi sbeffeggiato dal quotidiano Il Foglio come un bizzarro sostenitore delle tesi no euro, poco credibile perché ha un sito nel quale in maniera piuttosto ironica e brillante, un blog, anzi Goofynomics, nel quale in maniera brillante si occupa di questioni che per solito vengono trattate in maniera molto più pesante per addetti ai lavori. Comunque il professor Bagnai, nonostante gli sbeffeggiamenti di qualcuno, ha organizzato questo convegno, costi e benefici per le imprese e per le famiglie europee, analisi e proposte di economisti e politici europei, lo scorso 12 aprile a Roma, all'Auditorio Antonianum in Viale Manzoni. Trovate il resoconto anche audio-video di questo convegno sul sito asimmetrie.org, un sito che si occupa di Europa senza euro, appunto, e di analisi dal punto di vista economico di costi e benefici per le famiglie e le imprese. C'è anche un interessante studio in prima pagina sul sito asimmetrie.org di un eventuale impatto sulla benzina e sui prodotti energetici dell'inflazione conseguente all'uscita dall'euro. Uno studio economico con tanto di tabelle e grafici che mostrano che il pericolo dell'esplosione dei costi dei prodotti energetici, della benzina in particolar modo, quella che usiamo più quotidianamente per l'automobile, è un pericolo ampiamente gonfiato, ampiamente sovrastimato, con dati e numeri alla mano. Comunque questo convegno si è protratto per tutta la giornata dello scorso 12 aprile. Io vi proporrò naturalmente non tutti i lavori nella loro completezza, ma soltanto alcuni interventi che ritengo siano particolarmente interessanti. Tra gli intervenuti ci sono stati anche il professor Claudio Borghi Aquilini, il professor Alberto Bagnai naturalmente, ma sentiremo anche Fritz Bolkestein, che qualcuno ricorderà benissimo come autore di quella direttiva Bolkestein che tanto mise i commercianti e i piccoli imprenditori in allarme per la liberalizzazione del mercato e che fa un intervento piuttosto critico a posteriori, dopo essere cessato dalla carica di commissario europeo, sull'impalcatura della costruzione europea. Ma anche Hans Olaf Henkel, già presidente della Confindustria tedesca, Panagiotis Grigoriou, antropologo greco che ci racconta di una Grecia della quale non ci parla più nessuno, se non oggi il Sole 24 Ore in un piccolo articolo nelle pagine interne, per dire che nonostante tutto il debito pubblico greco è rimasto al 177% del prodotto interno lordo in picchiata incredibile, e che per la Grecia non è escluso un terzo piano di salvataggi, che poi significa salvataggi degli avvoltoi finanziari e delle istituzioni banco-finanziarie che si sono scatenate nel balletto greco, diciamo così, intorno alla Grecia. Nel frattempo nessuno ci parla più però delle condizioni di vita in Grecia, e questo intervento dell'antropologo Panagiotis Grigoriou è molto interessante proprio sotto il profilo del racconto di quella che è la vita reale in Grecia e le implicazioni sociali della crisi greca, che sono anche al centro di un documentario che è stato proiettato in questo convegno, il più grande successo dell'euro, sulle implicazioni sociali appunto della crisi greca. Particolarmente interessante anche l'intervento di Marcello Foa, giornalista del giornale e docente dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, su come appunto l'informazione condiziona le opinioni pubbliche in tema di euro e di Europa. Ci sono molti altri gli interventi e poi ascolteremo anche alla fine una tavola rotonda che ha concluso la giornata, coordinata dal direttore del TG4 Mario Giordano, con diversi esponenti politici, da Alemanno a Crosetto, da Fassina a Matteo Salvini. Questo domani. Intanto oggi direi andiamo ad ascoltare, mentre l'ANSA mette in prima pagina l'ennesimo annuncio del Ministro dell'Economia, in questo caso Padoan, sul decreto lavoro, porterà più occupazione, il decreto Poletti-Coop, mettiamola così.
E poi la cronaca, orrore in una scuola a Napoli, trovato un uomo impiccato, mani legate dietro la schiena in una scala antincendio all'Istituto Comprensivo Pavese. 1149 persone soccorse in mare, operazione Mare Nostrum, nelle ultime 48 ore, sospendere subito l'operazione, dice il segretario leghista Salvini. E poi a Courmayeur un maxi crollo da 20.000 metri cubi nella notte per la frana che preoccupa in quel di Courmayeur. Queste le notizie dell'ANSA, però torniamo a questo punto al convegno del 12 aprile scorso a Roma, il convegno organizzato dal professor Alberto Bagnai, a proposito di costi e benefici per imprese e famiglie, analisi e proposte di economisti e politici europei. Il primo intervento che vorrei proporvi è quello di Paolo Savona, pluriministro, economista, ben conosciuto. Il suo intervento è un sunto, per così dire, fa il punto delle politiche adottate in tema di moneta unica, con parecchi rilievi critici, rimanendo comunque dentro l'orizzonte europeo, e ci può servire da introduzione. Subito dopo ascolteremo invece Panagiotis Grigoriou, antropologo greco. Sono 20 minuti di analisi interessante, perché della Grecia da un punto di vista sociale, economico e politico di base reale per ciò che riguarda i cittadini e le cittadine in carne e ossa ci parla più nessuno, e questo ha a che fare con i meccanismi dell'informazione di cui sentiremo parlare subito dopo Marcello Foa. Intanto dunque Paolo Savona, 20 minuti di analisi della realtà, di riassunto delle politiche adottate in tema di euro, dei loro limiti, rimanendo comunque dentro un orizzonte, chiamiamolo europeista critico, come introduzione al convegno organizzato dal professor Bagnai. Sentiamo dunque. Dal numero delle persone in sala mi viene il sospetto che il problema dell'euro sia un problema che vi interessa, come interessa a me. Desidero partire da una premessa molto importante, poi sottolineerò il perché. È la premessa che se uno vuole un mercato comune veramente funzionante, deve avere una moneta unica, e quindi l'euro è una componente logica indispensabile di un mercato che funziona bene. Perché se in un mercato ci sono più monete, come oggi il mercato globale, e chi fa il cambio fisso come la Cina, chi il cambio fluttuante come la stessa Europa e l'euro, il mercato non funzionerà mai bene, perché ci sarà sempre un motivo per cui i rapporti di cambio cambiano e quindi praticamente rompono l'unità dell'azione sul mercato. Tuttavia, la condizione essenziale affinché le due cose reggano è che dietro questa moneta ci sia uno Stato. E qua nasce il problema. Il governatore Visco, che in privato l'ha sempre ripetuto, ma a Pavia nel suo ultimo intervento ha riconosciuto che lo Stato è una moneta, che l'euro è una moneta senza Stato. Ha scritto queste parole quando io l'ho letto anche sussultato. Dice: ma allora capite che nel triangolo moneta unica, mercato unico corre lo Stato, e lo Stato non c'è. Quindi il quesito, che è introduttivo di questo incontro, è se una moneta senza Stato può sopravvivere, e se la si rende, come è stato reso l'euro, tecnicamente irreversibile, nel senso che sono stati inventati strumenti che tecnicamente gli consentono di vivere sul mercato, altro argomento su cui torno. Il quesito che ci si pone è se i vantaggi e i costi di tale scelta siano bilanciati tra di loro, oppure sbilanciati tanto da aprire un dibattito strutturale molto più profondo, che è quello di stare o non stare. Quindi il problema euro sì, euro no, che a un certo punto si pone in questo nostro convegno, a un certo punto si è svolto finora su basi ideologiche, sia da parte di coloro che dicono dobbiamo starci ad ogni costo, che diventa un atto fideistico come i miei grandi maestri Carli e Ciampi, e anche quelli che oggi dicono no usciamo, a un certo punto hanno più una base ideologica, non una base scientifica. Asimmetria e Bagnai si stanno battendo per dare una base scientifica all'uno o all'altro argomento, questo almeno sono io, oppure all'argomento usciamo. Allora, vediamo i vantaggi in queste condizioni di irreversibilità tecnica, come io l'ho definito.
Praticamente fin dall'inizio l'euro è nato su un documento che, ahimè, come al solito fatto da un italiano, Cecchini, è ordinato da uno dei promotori dell'euro, Jacques Delors, intitolato I costi della non Europa. Cioè, invece di darti i vantaggi che avresti avuto, ti hanno detto quali costi tu avresti subito qualora non fossi entrato nell'euro. E questi sono: perdita degli effetti positivi derivanti dalla competizione europea sull'efficienza economica generale e sulle esportazioni, che è quello che ho già, direi, ricordato poc'anzi. Il mercato unico con una moneta unica ti consente dei vantaggi competitivi, cioè di confrontarti tra imprese che si confrontano sui modelli, sulle tecnologie, sui costi di produzione. Inoltre, il vantaggio che resta senz'altro è la riduzione dei costi di transazione dovuti alla sola moneta. Cioè i giovani, non noi che abbiamo vissuto con più monete, ci sono stati dei momenti in cui dovevamo andare all'estero con qualche lira nelle nostre calze se non ci beccavano alla frontiera, insomma era un qualcosa di veramente impossibile. I giovani oggi non si rendono conto che prendono l'euro che usano nel loro paese, possono girare per Europa e anche oltre l'Europa e l'euro viene accettato. Quindi i costi di transazione, che basta che uno abbia necessità all'estero in un'area non euro, del 6-8%, quindi cifre veramente elevate. Con l'euro questo non accade, è certamente un vantaggio. Infine, uno dei punti più forti che ha convinto il mio grande maestro Guido Carli a spingere per entrare nell'euro e a Ciampi a entrarci fin dall'inizio è che sarebbe derivato dai vincoli della moneta unica il necessario cambiamento per fare politiche dell'offerta, quella che comunemente in letteratura e nel lessico quotidiano vengono chiamate le riforme. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una fantastica promozione. Quella dell'olio Acerbis. Oggi l'olio Acerbis ti fa un'offerta unica e ripetibile. Al costo di 75 euro anziché 113 euro, riceverai direttamente a casa, compreso il trasporto, 6 bottiglie del miglior olio extravergine, una padella della Ballarini in pietra ollare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Il numero 02 66 23 44 22. Infine, uno dei punti più forti che ha convinto il mio grande maestro Guido Carli a spingere per entrare nell'euro e a Ciampi a entrarci fin dall'inizio è che sarebbe derivato dai vincoli della moneta unica il necessario cambiamento per fare politiche dell'offerta, quella che
comunemente in letteratura e nel lessico quotidiano vengono chiamate le riforme. Quindi era un modo per indurre le riforme. Quali sono però i costi, se questi sono i vantaggi? E devo dire che intorno a questi vantaggi esistono già delle stime, quella base scientifica che a un certo punto ci consente di uscire dal dibattito ideologico tra coloro i quali sono favorevoli all'euro e coloro i quali sono contrari a rimanere. I costi sono la perdita della sovranità nazionale sugli strumenti anticrisi che l'Italia ha abbondantemente utilizzato, cioè la creazione di moneta, stabilire i tassi dell'interesse, stabilire o incentivare la svalutazione e infine effettuare un deficit spending senza limiti, cioè quel 3% intorno al quale noi stiamo discutendo e che poi dovrebbe andare verso zero. E il problema che io con il mio collega e amico Carlo Pelanda ho dimostrato, fin dall'inizio io sostenevo la tesi che tu potevi disfarsi della sovranità monetaria totale e fiscale parziale, la chiamiamo sovranità di ritorno, a condizione che l'Europa ti restituisse una sovranità parimenti efficace, perché altrimenti tu hai dato un qualcosa che valeva molto per avere in cambio un qualcosa che vale molto meno. I grafici che Antonio Rinaldi e che anche direi in parte sono riprodotti nel libro di Bagnai dicono chiaramente che come è partito già dall'accordo del 92, ma in particolare dalla nascita dell'euro in poi, mentre con questi strumenti di aggiustamento tu riuscivi a mantenere il volo dell'economia italiana allo stesso livello del volo dell'economia tedesca e spagnola, dall'ingresso dell'euro i grafici incominciano a divergere nettamente, quindi la base scientifica. Poi uno dice ma i motivi sono altri, abbiamo avuto la globalizzazione, sono entrati i vari paesi, siamo entrati in crisi politica, il resto del mondo ha fatto varie crisi, compresa la finanziaria, tutto quello che volete. La realtà è che a quella data significa che la sovranità che avevamo non ci veniva restituita, quindi non avevamo gli strumenti per poter intervenire. E quindi questo è un discorso che noi dobbiamo aprire a livello europeo. Esposizione del cambio dell'euro ai diversi regimi valutari, alle politiche monetarie estere e alle conversioni di riserve ufficiali. Tenete presente che quando nel 1971, agosto 1971, gli Stati Uniti decisero di non adempiere più agli accordi di Bretton Woods, si dimenticarono un particolare. Io non lo so se lo dimenticarono volontariamente o a un certo punto perché erano in malafede, perché cercavano di tramutare il dollaro in free rider. Si sono dimenticati di cambiare le norme del World Trade Organization, del commercio mondiale, introducendo l'obbligo di avere lo stesso rapporto di cambio. Altrimenti la Cina fa il cambio fisso, incassa i dollari e quindi stabilizza la propria moneta, avendo i vantaggi che aveva l'Italia a Bretton Woods con la stabilità dei cambi, e mentre il resto del mondo ha preso a fluttuare e salto direttamente, voi ricorderete che a seguito delle conversioni delle riserve in dollari in euro sul mercato da parte della Cina, in particolare, l'euro raggiunse e sfiorò 1,60. Questo è il punto fondamentale. Quindi significa che l'euro oggi è oggetto delle politiche che avvengono all'esterno, con la Banca Centrale Europea che non ha il potere di intervenire. Inoltre abbiamo gli effetti negativi derivanti dal fatto che l'area monetaria è non ottimale e praticamente è mancato finora, adesso si è in parte attenuato per via della decisione di Draghi di intervenire sul mercato dei titoli pubblici e adesso parla di intervenire anche sul mercato dei titoli privati, praticamente nel sistema non esiste un lender of last resort. Allora, i problemi europei che noi dobbiamo affrontare politicamente sono quelli di correggere i difetti di architettura europea e di architettura interna, quindi esistono problemi di riforma per l'Italia, ma esistono problemi di riforma anche europea. Invece sembrerebbe che tutto dipende dall'Italia. Politiche europee e risposte interne errate,
tipo, non so, la politica di austerità in un momento e in un mondo in cui la politica di austerità non viene praticata, e quindi noi ci pigliamo l'impatto sull'euro, da cui abbiamo il paradosso che l'economia che va bene ha la moneta, il dollaro che si svaluta, e anche in Giappone è lo stesso con lo yen, e mentre l'economia che va male l'Europa c'ha l'euro che si rivaluta, che a un certo punto è certamente un paradosso economico. Come vi ho detto, talune correzioni di architettura e di politica sono state approvate, e questo rende irreversibile l'euro, e sono appunto da quando il 25 luglio del 2012 Draghi disse che lui avrebbe fatto whatever it takes, tutto ciò che era necessario, e il mercato lo ha creduto, oppure le altre cose, e gli strumenti sono, come voi sapete, l'European Stability Mechanism, il LITRO, cioè l'intervento a lungo termine della Banca Centrale Europea, per lungo termine intendiamo i 3 anni, e a un certo punto l'OMT, che è praticamente il modo attraverso il quale a un certo punto si stabilizza il mercato dei debiti pubblici. Poi sono stati introdotti sia il contractual agreement sia lo Horizon 2020, che sono 2 interventi modesti, però sono interventi di stimolo in un qualche modo della domanda. Però il contractual agreement significa che se un paese vuole fare delle iniziative, l'Europa lo aiuta, però ci deve mettere sempre qualcosa di suo e rispettare gli accordi di bilancio, quindi il sistema non funziona, abbiamo lo strumento ma il sistema non funziona. I difetti di architettura interna, come voi sapete, sono stati finora corretti operando soprattutto sul welfare, sulla rete di protezione sociale. Le politiche correttive hanno preso forma di aumento disordinato della pressione fiscale, con una caduta dei consumi sia dovuta all'aspettativa sui redditi futuri delle famiglie, sia agli effetti ricchezza negative, perché per raccogliere 4 miliardi e mezzo di IMU è stato inflitto almeno una perdita di 200 miliardi sul valore capitale. Bell'affare. Per raccogliere 4 miliardi la ricchezza nazionale si è abbattuta di una cifra che è più che proporzionale, assoluta. Inoltre sono state fatte minori infrastrutture, perché l'aggiustamento sulle spese per investimenti è molto più facile dell'aggiustamento sulla spesa dei consumi. Si sono avuti ampi spostamenti all'estero di investimenti produttivi e finanziari, basta vedere le statistiche degli investimenti diretti all'estero dell'Italia e direi i portafogli finanziari delle famiglie italiane, e alla fine della storia, questo doveva essere anche l'obiettivo europeo, invece di avere una riduzione abbiamo avuto un aumento del rapporto debito pubblico-PIL, ed è un aumento anche a causa dei versamenti di fondi europei che, per dichiarazione di Saccomanni, avevano già raggiunto pochi mesi fa 56 miliardi di euro. Stiamo arrabattando per raccogliere 10 miliardi di euro e poi ne diamo 56 per aiutare gli altri paesi. Ancora una volta questo è un modo attraverso il quale noi subiamo un costo senza avere dei vantaggi. Poi, che ho fatto? Ecco. Nonostante gli effetti negativi su crescita e occupazione, la politica europea afferma che le riforme fatte sono insufficienti, cioè vorrebbero ancora infilarsi di più in questo aggiustamento che è stato spinto. Adesso c'è tutta questa esaltazione, dice la Grecia sta crescendo di qualche centesimo in più dell'Italia, vedete che la politica di austerità funziona, ma ci siamo dimenticati che hanno avuto un crollo paroso del reddito e dell'occupazione, che era una disoccupazione del 26%. È chiaro che se fai un prodotto in più perché qualcuno reagisce e lo fa immediatamente a un segno positivo, cioè tu ti dimentichi la base di partenza, e a un certo punto abbiamo in questo momento gli ideologi stare nell'euro a ogni costo, quelli che ho definito che hanno base ideologica e scientifica, vedete che l'austerità funziona, bisogna farne di più anche in Italia. Se non crei il 26% di disoccupazione in Italia, tu non riesci a risolvere i problemi dell'Italia. Ma io non lo so da dove nasce fuori questo tipo di filosofia economica che nel dopoguerra era stata completamente rigettata quando si era affermata quella che possiamo chiamare oggi la cultura dello sviluppo. La BCE promette nuovamente di fare whatever it takes, Draghi, anche per sventare serie conseguenze deflazionistiche, ma conferma la necessità di perseguire l'autorità fiscale, perché dice io intervengo a condizioni che tu respingi. Qua
c'è uno dei fatti fondamentali, che se tu dai l'indipendenza alla banca centrale, la banca centrale deve fare ciò che ritiene assolutamente necessario. Loro mi dicono, ma ritiene necessario che tu rispetti la rigidità fiscale? No, no. Questo non è il meccanismo, chiamiamolo, della rivalità autonoma tra politica monetaria e politica fiscale. Questo è che per poter rendere irreversibile, cioè continuare a fare quello che sta facendo Draghi, deve rispettare le regole del gioco fiscale. Quindi abbiamo la fine della indipendenza della politica monetaria. Questo deve essere molto, molto chiaro nella nostra mente. Quindi io ritengo che stiamo in Europa e in Italia di fronte a qualcosa che può essere definita come isteresi politica. Infatti i provvedimenti che si delineano con il regolamento attuativo del Fiscal Compact aggravano le previsioni negative sull'economia europea, anche più su quella italiana. Voi sapete che in effetti l'Italia nel giro di 20-25 anni dovrebbe rientrare al 60% del rapporto debito pubblico-PIL. Quindi non è lo sviluppo del reddito e dell'occupazione l'obiettivo, lo sviluppo è la stabilità fiscale individuata nei parametri 0 per il deficit pubblico e 60% per la cosa. È inutile dire, non entro perché non è il mio compito, devo solo introdurre l'argomento, nella sostanza del discorso. Tutti dicono no, ma il fiscal compact è una cosa morbida, ma no, il rientro può essere fatto. Cioè tutto questo modo di rifilare, permettetemi la volgarità, con vasellina i provvedimenti sbagliati. Occorre reagire agli isteresi imprimendo una svolta sia alla politica della domanda europea sia alla politica dell'offerta. Io non nego la necessità di entrambi, ma la politica dell'offerta ha costi ed effetti, costi immediati e effetti di lungo periodo, e la stessa politica dell'offerta non può essere fatta se tu non conduci una buona politica della domanda. Se invece attraverso la politica della domanda crei caduta del reddito e disoccupazione, tu rendi ancora più costosa la politica dell'offerta e ancora più difficile da fare sul piano politico. Conclusioni. Per rafforzare la svolta e fronteggiare le speculazioni e le eventuali retaliation, cioè le reazioni che il resto del mondo dice che avremmo se a un certo punto uscissimo dall'euro, occorre rafforzare le alleanze in estere. Io ho sempre visto la Francia come l'alleanza principale che ci consentirebbe di riequilibrare l'asse franco-tedesca, che ha effetti negativi per lo sviluppo dell'Europa. Oppure stipularle di nuove. Stati Uniti, Cina, Russia, Medio Oriente, cioè bisognerebbe muoversi sul piano politico per trovare coperture da parte di questi paesi qualora noi decidessimo di andare alla soluzione estrema. Se la svolta che io suggerisco, svolta anche nelle alleanze internazionali, fosse negata o non producesse i suoi frutti, è dovere dei gruppi dirigenti di uscire dall'euro, respingendo i timori del peggio, più di quanto già non sia occupazione e benessere il peggio che noi stiamo affrontando, alimentati queste filosofie da cattivi insegnamenti, codardia e malafede egoistica. Grazie. E abbiamo ascoltato allora Paolo Savona. Stiamo ascoltando, dicevo, alcuni estratti dal convegno organizzato dal professor Alberto Bagnai, del quale il Foglio oggi cerca, senza riuscirci, di fare un ritratto irridente, di sbeffeggiarlo. Il convegno organizzato appunto a Roma il 12 aprile scorso su costi e benefici per imprese e famiglie europee, analisi e proposte di economisti e di politici europei, un'Europa senza euro, il titolo del convegno. Questa è la relazione di Paolo Savona, mi pare molto puntuale, chiara e precisa, pur provenendo da un uomo che non è mai stato contro l'Europa in maniera acritica e soprattutto in maniera ideologica. Una vita in Banca d'Italia e poi tra banche e imprese di prima grandezza, da Impregilo a Gemina, Aeroporti di Roma, Consorzio Venezia Nuova, il Credito Industriale Sardo, il Ministero del Bilancio, la Banca Nazionale del Lavoro, professore emerito alla LUISS, l'Università di Confindustria. Dunque Paolo Savona ha fatto il punto, direi, in maniera molto chiara del tipo di questioni che, pur provenendo da un ambito, diciamo così, europeista, è stato ministro anche dell'industria Savona nel governo Ciampi fra il 93 e il 94, però ciò non di meno con una
notevole onestà intellettuale, in questo convegno organizzato dal professor Bagnai, Savona elenca i punti critici, le cose che non vanno, l'isteresi, l'ha chiamata lui, cioè la contrazione, l'ingrippamento, diciamo così, del motore europeo e delle questioni che ruotano intorno alla moneta unica. In questi giorni si discute e si discuterà di un terzo piano di salvataggio per la Grecia, lo chiamano salvataggio, 240 miliardi di euro nei due precedenti. Dove sono finiti i 240 miliardi di euro se la situazione macroeconomica e soprattutto microeconomica, cioè quella che riguarda la vita quotidiana dei cittadini greci, è disastrosa? Le grandezze di finanza pubblica terribili, il debito pubblico greco viaggia al 177% del prodotto interno lordo e il prodotto interno lordo è caduto del 30-40%, che è un indicatore grezzo finché si vuole, ma appunto indicativo della ricchezza, del benessere prodotto in un paese. Benessere forse no, però comunque del movimento economico, mettiamola così, di un paese. Prodotto interno lordo caduto del 40% e il debito pubblico che ovviamente viaggia a livelli comunque stratosferici. Questi 240 miliardi di euro, chi se li è mangiati? Probabilmente quelli che adesso li mangeranno anche nel terzo piano di salvataggio, cioè tutte quelle entità banco-finanziarie che hanno tratto beneficio evidentemente dalle politiche di Fondo Monetario, Unione Europea e Banca Centrale Europea, per mettere al riparo i creditori illustri, cioè chi ha speculato negli anni del boom e del credito facile sulla Grecia e continua a volerlo fare non assumendosi le perdite, perché se io faccio prestiti e do soldi per comprarsi le case, per fare la bella vita, fra virgolette, nell'illusione e nella propaganda dei primi anni dell'euro, dove sembrava tutto facile, se do soldi in maniera allegra per speculare, poi voglio essere perfino protetto dalle autorità europee, dalla Troica, dal Fondo Monetario nelle mie speculazioni allegre, e mi sembra un po' troppo addossare il tutto poi sulle spalle dei contribuenti europei. L'Italia 56 miliardi ha dato per questo genere di aiuti, 240 miliardi di euro se ne sono andati nei due precedenti round di salvataggio cosiddetto della Grecia, che abbiamo capito ormai, credo l'abbiamo capito tutti, è stato il salvataggio di quelle banche e di quelle istituzioni finanziarie che intorno all'euro, intorno al credito facile ai paesi non tanto affidabili o a cittadini e imprese non tanto affidabili, ma molto più spesso il credito se n'è andato in bolle speculative, immobiliare e non solo. Intorno al credito facile ci hanno marciato nei primi anni di euroforia, per così dire, e poi al dunque hanno deciso che dobbiamo pagare sempre noi, contribuenti, le loro scommesse, la loro sete smisurata di profitti. 240 miliardi, ripeto, in due tranche di salvataggi cosiddetti, dove sono andati secondo voi? Non è molto difficile a questo punto rispondere. E sulla situazione greca si è soffermato nel corso di questo convegno del 12 aprile scorso anche il professor Panagiotis Grigoriou, antropologo, curatore di un documentario che non posso riproporvi per radio, ma che è stato trasmesso durante la giornata del convegno Un'Europa senza euro del 12 aprile scorso, appunto. Potete vedervelo, credo, sul sito asimmetrie.org, dopo il documentario, che in parte ha curato, l'intervento del professor Panagiotis Grigoriou, antropologo, che ci riporta a una valutazione più concreta, aderente alla vita quotidiana e alla realtà quotidiana della Grecia, di cui non ci parla più nessuno. Poi sentiremo l'intervento di Marcello Foa sui meccanismi appunto dell'informazione. Intanto ascoltiamo l'intervento di Panagiotis Grigoriou, antropologo ellenico, al convegno del 12 aprile scorso. Il tutto, ripeto, lo potete sentire per intero sul sito asimmetrie.org. Innanzitutto vorrei dire, per il momento, ogni viaggio verso l'Italia è anche un viaggio, diciamo, etnografico, un viaggio nel tempo, nella storia. Ossia, sento la società italiana, la realtà italiana, un po' come quella greca del 2009-2010. Noi in Grecia siamo già oltre, ossia
Questa crisi, che in realtà è vissuta come una rottura nel corso del tempo, come una specie di tempo di guerra, dove c'è un prima e un dopo. E per cui una delle prime domande che un sociologo, un antropologo o un economista potrebbe porsi riguarda riguarda come organizzare un futuro. Ma in Grecia la visione del futuro, la padronanza del tempo, è stata distrutta da questa crisi. Per darvi un'idea concreta, un esempio concreto, in Grecia non si può programmare un viaggio o un weekend, o ancor meno un'uscita, un prepensionamento, perché tutto è stato sconvolto. Per cui è un po' una versione accelerata della trasformazione che avrà luogo però anche altrove, come se la trasformazione fosse stata più accentuata, più accelerata in Grecia che non in altri posti, ma succederà anche in altri posti. Per cui in Grecia non si hanno più punti di riferimento e i greci, molto preoccupati per l'indomani, per il futuro, che come diceva Lavanos, riguarda proprio il cibo, ossia i greci adesso si stanno chiedendo: avremo da mangiare domani? Bene, le cifre le conoscete, però le ricordo rapidamente. Un PIL che ha perso circa un quarto in 4 anni del suo valore, dal meno 30 al meno 40% per il commercio, 30% di disoccupazione ufficiale e 65% di disoccupazione giovanile. Beh, questi numeri forse gli storici della guerra le hanno già rilevate, ma certo in altri tipi di conflitti. Per quanto riguarda la Troika, bisogna dire che la Troika in Grecia, dal maggio 2010, per mezzo del sistema politico per satelliti, ha concentrato nelle sue mani l'essenziale del potere e per cui la Troika si occupa di tutto, anche degli aspetti più futili della vita quotidiana in Grecia. Ed è per questo che il cambiamento è stato radicale e non è stato iniziato dalla società grecia. In Grecia si parla di un nuovo regime, un regime cosiddetto del memorandum, questo testo che accompagna qualsiasi trattato tra la Grecia e la Troika europea. E per cui, appunto, si parte sempre da questo memorandum, che è stato vissuto all'inizio come un'entità immateriale, intangibile, ma che si è invece rapidamente concretizzato al punto di degradare gli uomini, i legami sociali, il rapporto tra uomo e tempo. Si è trattato di una dematerializzazione di milioni e milioni di vite. È stato un programma, ma un programma di deterioramento. E direi anche poi che stiamo, conoscendo un nuovo modello. Non solo economico, ma antropologico, ossia l'attuazione di, come dire, un uomo nuovo, ossia la vita quotidiana è stata modificata. Gli stipendi, se ancora sono pagati, sono dimezzati. Ci sono tantissimi pignoramenti, tantissimi sequestri che agli occhi greci equivalgono a una spoliazione dei beni durante una guerra. E poi non mi dilungo sulle immagini viste nel documentario riguardanti il sistema sanitario, e tutti questi cambiamenti hanno avuto luogo simultaneamente. C'è poi la
praticamente l'abolizione degli accordi di lavoro collettivi, e per cui i salariati oppure i rapporti umani sul luogo di lavoro sono diventati come un rapporto antropofagico, tra virgolette. In Grecia più che altrove, nella zona euro, c'è una nuova socializzazione causata dalla crisi. Un nuovo modo di vivere e soprattutto direi di sopravvivere. Ed è come una sconfitta. Per esempio si è tornati a riscaldare le case con la legna, questo perché non ci si può più permettere il riscaldamento con altri combustibili. E questi cambiamenti sono vissuti chiaramente come una regressione incredibile, soprattutto per coloro che si ricordano bene il passato recente della Chiesa. Poi ci sono anche tutti i suicidi che hanno avuto luogo. E qui non si tratta solo di statistiche, perché siamo tutti toccati da questi suicidi in prima persona. Per esempio, constatiamo che in seno alle varie famiglie o alle varie cerchie di amicizie, in ogni cerchia di amici c'è almeno un caso di suicidio. In ogni famiglia allargata c'è un caso di suicidio. 2 persone, per esempio, si sono suicidate nel mio paese di origine, al centro della Grecia. La moglie di un elettricista che conosco personalmente e recentemente a gennaio uno dei cugini di questa coppia si è suicidato. Per cui vedete, ognuno conosce qualcuno che si è suicidato in Grecia. E per esempio quest'ultimo suicida sì, aveva problemi economici, ma continuava a poter vivere. Il motivo del suo suicidio è stata la mancanza di visione sul futuro e per cui, visto che stava per chiudere il suo negozio perché il fatturato si riduceva troppo, non vedendo un futuro per lui, perché non avrebbe potuto pagare i contributi ai lavoratori, per esempio, ha realizzato che i prossimi 7 anni per lui non sarebbero stati possibili. La sua famiglia non ha capito la gravità della situazione e per cui si è suicidato gettandosi da un balcone del 4º piano. Questo succedeva a gennaio. Per cui vedete, questi dati non sono dati freddi, non sono solo numeri, cifre. Secondo me ci fanno toccare con mano la barriera anatomica di una società, ossia è l'esistenza stessa, i rapporti tra vita e morte che non sono più gli stessi rispetto a prima dell'avvento della Troika. E vorrei anche dire che questa vita quotidiana chiaramente risente degli sconvolgimenti politici a destra come a sinistra, al punto che ci si domanda se ci sia in effetti una divisione operativa tra destra e sinistra, quando un paese subisce un tale shock. Bisogna capire che il regime politico in Grecia attualmente è un regime controcostituzionale, ossia un regime in cui la Costituzione non viene proprio considerata. Per essere più concreti, direi che i famosi testi del memorandum, per esempio quello del maggio 2010, ma poi anche il secondo e il terzo, sono dei testi di circa 750 pagine. L'ultimo testo era di 250 pagine, ma in realtà si traduce in 2 articoli di legge che i deputati
non leggono e, diciamo, con 2 articoli si sono aboliti decenni e decenni di altri testi legislativi che regolavano la vita politica, costituzionale, sindacale della nostra gente. Si tratta veramente di una novità molto triste questa. Il problema è che dal momento che i cittadini si preoccupano della propria sopravvivenza, non sono molto sensibili a questi cambiamenti di regime politico, perché sono troppo preoccupati a trovare da mangiare. Il regime politico sembra all'apparenza mantenere tutte le garanzie costituzionali, ma in realtà non è così. E poi evochiamo in Grecia si evoca questa vassallizzazione del paese, come se la Grecia fosse diventata vassallo della Troica. E la parte visibile dell'iceberg è la Germania. Ma in realtà penso ci sarebbe molto da dire a questo proposito. Vi ricordo che tramite un accordo bilaterale tra Grecia e Germania, che secondo me non è mai stato ratificato neanche dal Parlamento greco, c'è una cooperazione tra i 2 paesi. Un certo Monsieur Francia gestisce gli affari greci dalla Germania, il che è problematico e conflittuale. E questo va avanti da anni, da 2 anni circa. C'è poi la creazione di un organismo TAIPED, che è una variante della Teicanstalt, questa agenzia fiduciaria che in passato ha liquidato tutte le istituzioni della vecchia Germania, Repubblica Democratica di Germania. Questo, diciamo, assomiglia molto a quello che in passato è stata la colonizzazione degli Stati Uniti d'America. Degli storici lo avevano già stigmatizzato dicendo che gli europei non hanno trovato un ambiente selvaggio negli Stati Uniti, ne hanno creato uno. Ed è quello che sta succedendo, diciamo, se con le diverse proporzioni, in Grecia. Ecco, possiamo stabilire un parallelo tra questa situazione di colonia, come è stata negli Stati Uniti all'epoca della colonizzazione europea, e quello che sta succedendo in Grecia adesso. Chiaramente, ogni volta che la storia si ripete, non si ripete mai esattamente, ma il prezzo diventa più alto, il prezzo da pagare. Direi che il problema non è solo economico. Noi ci troviamo di fronte a una specie di impasse ontologico, una via senza uscita ontologica. E non sta succedendo solo in Grecia. Rispetto a quello che avevamo conosciuto in Europa occidentale dal 1945 in poi, fino agli anni 90 c'è stata una situazione. Dopodiché le situazioni, il situazionismo europeo è cambiato. La mia antropologia quotidiana conferma questa tesi. E a rischio di esagerare direi che c'è un regime che potremmo chiamare totalitarismo obliquo di tipo nuovo. E poi ci sono le nuove tecnologie. Si tratta di una novità che sta nascendo in Europa sotto l'egida delle istituzioni europee, sotto la copertura, direi, delle istituzioni europee, e dietro l'impulso di delle elite
europee, delle elite greche o tedesche, ma si tratta di elite che stabiliscono un totalitarismo. Per cui dalla Grecia al Portogallo tutti conosceremo questa forma di neo-Europa. Termine che in realtà gli storici anglosassoni riservavano alle colonie extraeuropee, ossia Stati Uniti o Canada. Si tratta di un nuovo mondo, ma non ho conclusioni da fornire. Si tratta per il momento come fosse di un caos, ma abbastanza organizzato e che funziona. Si tratta di una nuova visione sul futuro, una nuova padronanza sul futuro, e non so fino a che punto questo durerà. Può trattarsi di anni, può trattarsi di decenni. Non siamo in grado di prevedere poi le reazioni che avranno luogo sul terreno. In ogni caso, credo sia abbastanza difficile poter prevedere cosa succederà. Dal canto mio spero che le coscienze cambieranno, e non solo in Grecia, ma anche altrove, soprattutto all'interno dei paesi cosiddetti centrali dell'Unione Europea, ossia la Francia, la Germania e l'Italia. Per darvi un po' un'idea del clima, ieri ad Atene abbiamo ricevuto la visita della cancelliera Angela Merkel. La città è stata messa in sicurezza, chiaramente, come al solito, e osserviamo ora che ogni volta che una personalità tedesca visita la Grecia, prima ci sono manifestazioni che sono sì vietate ma hanno comunque luogo, e al tempo stesso tutto succede, tutto accade al di fuori di qualsiasi normalità, ossia prima della Troika, 10 anni fa, se una personalità tedesca o francese veniva in Grecia, si trattava di una visita ufficiale e tutto si fermava là. Questo prova che le relazioni tra i due paesi non sono più le stesse, neanche per quanto riguarda le visite, malgrado quello che ci viene raccontato dal governo greco. Qui ci troviamo anche qui di fronte a un cambiamento. Per esempio, un giornale populista aveva questo titolo ieri, in tedesco e in greco. Beh, poi per gli argomenti possiamo essere pro o contro, possiamo discuterne, però questo mostra che siamo passati a una fase successiva nella storia europea. In Grecia siamo già ancorati, molto ben ancorati al XXI secolo, e navighiamo in un mare molto mosso, molto agitato. Vi ringrazio per la vostra attenzione. E questo era l'intervento di Panagiotis Grigoriou, antropologo greco, sul fantasma della Grecia e sul viaggio verso l'abisso della crisi. Subito dopo, a proposito del fatto che di Grecia e di queste questioni non si parla, cioè degli effetti pratici, concreti, extrafinanziari, diciamo così, e anche al di fuori delle questioni di finanza pubblica, il solito PIL, il solito debito, che dette così crudamente e da sole significano poco e nulla. Poi c'è l'aspetto della vita quotidiana, l'aspetto culturale, l'aspetto antropologico perfino, e credo sia stato giusto e opportuno che a parlare fosse appunto un antropologo, cioè un osservatore della realtà umana, concreta, quotidiana, e anche nelle sue valenze culturali e in senso lato politico, cioè quali sono gli effetti sulla vita quotidiana, sulla sicurezza sociale e sulla sicurezza individuale e personale, che sono determinate dalle politiche adottate alla Grecia. Ce le raccontano? No. E qui ha un ruolo anche l'informazione, di cui parla esplicitamente in quest'altro intervento, l'ultimo che ascoltiamo oggi, per la puntata di oggi, Marcello Foa, giornalista, docente di comunicazione all'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Trovate un suo blog anche
su internet, Marcello Foa ci parla proprio di questo aspetto della comunicazione, la crisi, i media e la tragedia greca, che non è solo una tragedia greca, ma è una tragedia di tutti i cittadini europei, sotto il profilo in particolare della comunicazione, del come si struttura la comunicazione. È un'arte, anzi è una scienza vera e propria, quella dei cosiddetti spin doctor. Gli spin doctor, termine britannico, sono quelli che in teoria preparano le campagne elettorali, sono i suggeritori occulti o coloro che lanciano gli items, i temi, le questioni che devono fare presa sull'opinione pubblica. Ma gli spin doctor non si limitano più ormai alla campagna elettorale. C'è una specie di campagna elettorale permanente, più subdola e più profonda, che prende il posto dell'informazione, o che ha preso il posto dell'informazione. Quindi le parole d'ordine, le mistificazioni non sono più tipiche della campagna elettorale, e alla grande massa l'opinione pubblica, anche attraverso i mezzi di comunicazione sempre più pervasivi, vengono poste non come questioni da campagna elettorale. Il cittadino in fondo era più o meno abituato a considerare le sparate, fra virgolette, o le proposte o le questioni da campagna elettorale come appunto un po' gonfiate e enfatizzate dalla campagna elettorale. Qui non siamo più a questo livello, cioè non è più possibile collocare certi temi di propaganda esclusivamente all'interno di una campagna elettorale, perché la campagna elettorale è diventata quasi permanente, cioè è diventata propaganda standard, però utilizza gli stessi items, per così dire, gli stessi temi e le stesse modalità di porli all'opinione pubblica della campagna elettorale, che prende il posto dell'informazione sostanzialmente. Campagna elettorale permanente, potremmo dire, ma soprattutto disinformazione permanente, ma attraverso precise e scientifiche modalità. Sentiamo ancora allora per ultimo l'intervento di Marcello Foa e poi domani proseguiamo estratto, diciamo così, degli interventi a questo convegno del 12 aprile scorso organizzato dal professor Alberto Bagnai a Roma, Un'Europa senza euro, costi e benefici per imprese e famiglie europee. Potete documentarvi integralmente sul sito asimmetrie.org. Sentiamo dunque Marcello Foa e con questo l'ultimo intervento che riusciamo a proporre oggi in onda libera. Grazie molte. Grazie per avermi dato la possibilità di prendere la parola in questa conferenza così importante. L'unione monetaria è il risultato di un desiderio. C'è un errore, questo è l'intervento di Fritz Bolkenstein, che è successivo a quello di Marcello Foa. Adesso riposizioniamo al punto giusto, al minutaggio giusto, così possiamo ascoltare l'intervento di Marcello Foa, giornalista de Il Giornale e docente dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, sul meccanismo dell'informazione, la crisi e i media, e soprattutto l'Europa, potremmo dire, i media, a partire dalla tragedia greca, dalla tragedia della Grecia. Marcello Foa. Grazie, ecco qui. Grazie Alberto, davvero mi fa molto piacere essere qui con voi. Mi viene da dire quanta bella gente, quante persone, quanta commozione ho sentito in quest'aula quando abbiamo visto il bellissimo filmato di prima, veramente toccante, sincero, apre la mente. Filmato che però credo non vedremo mai su altri media. L'immagine che noi abbiamo avuto della Grecia è molto distonica. Abbiamo avuto immagini di proteste a tratti violente e poi abbiamo ricevuto il frame continuo, la ripetizione continua della verità formale sui peccati della Grecia corrotta, sulla Grecia indebitata, sulla Grecia che doveva essere riconoscente all'Europa, sulla Grecia che non poteva uscire dall'Europa per non mettere a repentaglio il grande disegno europeo. Allora la domanda che Alberto mi ha posto è: ma com'è possibile che questo accada? Ebbene, la questione è: non siamo stati corretti, siamo stati informati in modo corretto sulla Grecia, ma il punto fondamentale è: com'è possibile che tutti i media simultaneamente trattino allo stesso modo una notizia? C'è forse il fatto che i giornalisti siano corrotti, sono schiavi dei poteri forti, prendono ordine a un padrone, o forse c'è un censore in redazione? Beh, qui c'è Mario Giordano con cui ho lavorato per tanti anni, io sono stato per 20 anni al giornale, sono stato caporedattore degli esteri, sono stato inviato speciale. Ebbene, non mi è mai capitato di ricevere una telefonata
da qualcuno che rappresentasse i cosiddetti poteri istituzionali e poteri forti. Non abbiamo mai ricevuto in una redazione delle pressioni affinché io non pubblicassi qualcosa. Però, tranne in alcune fasi, tranne in alcune testate, era molto difficile pubblicare qualcosa che uscisse dal seminato. Allora, com'è possibile? Com'è possibile che prevalga sempre il pensiero unico? Beh, alzando un po' il livello di riflessione. Ovvero, devi capire come funziona il mondo della comunicazione e non accontentarti delle apparenze, scendere in profondità. La realtà è più complessa perché i politici, le aziende, le istituzioni, le lobby hanno imparato a usare a loro vantaggio l'apparente strapotere dei media. È fuori di dubbio che noi giornalisti siamo potenti, ma fino a che punto lo siamo? E siamo sicuri di non essere a nostra volta strumento di un disegno logiche più ampie? Beh, la risposta è proprio qui. Se tu impari, capisci come funziona il sistema, forse la percezione della comunicazione cambia in maniera decisa. Ci riescono grazie agli esperti di comunicazione, naturalmente. E i più spregiudicati, i meno conosciuti dal pubblico sono gli spin doctor, che tecnicamente sono coloro che organizzano le campagne elettorali, per cui sono in una certa misura incaricati di accentuare la propaganda, le promesse che tendono a sedurre, a essere non tanto oggettivi quanto faziosi per sedurre, per catturare il maggior numero dei voti. Quando questi specialisti lasciano la campagna elettorale ed entrano nelle istituzioni, il livello di comunicazione da parte delle istituzioni cambia. Dovrebbe essere tendenzialmente oggettivo, diventa per sua natura, perché gli spin doctor sono così, fazioso e tendenzialmente manipolatorio. Allora, gli spin doctor operano avvalendosi di due grandi caratteristiche. Una perfetta conoscenza dei meccanismi che regolano il ciclo dell'informazione. Significano che sanno perfettamente come Mario Giordano o Dio o qualunque altro giornalista scegliere notizie, a che ora le impaginiamo, con quali criteri, in che maniera io devo porre il messaggio affinché il giornalista lo colga. Sanno quali sono le debolezze della stampa, sanno che noi giornalisti siamo ossessionati dal terrore del buco, ovvero della notizia che altri hanno e che noi non abbiamo. Sanno benissimo che i giornalisti fanno una vita frenetica, appassionante, ma anche molto superficiale, perché oggi ti occupi di Grecia, domattina scoppia la guerra in Danimarca, tu occupi di Danimarca, poi c'è l'omicidio a Vigevano e poi dopo c'è un altro avvenimento, e per cui non vanno mai in profondità. Il secondo punto, molto importante, quasi sempre non contemplato dagli esperti, è il ricorso a tecniche sofisticate di condizionamento psicologico delle masse e di ingegneria sociale. Il passaggio bellissimo nel filmato in cui si diceva: con chi me la prendo? Con il bancomat. Io sono costretto a licenziare delle persone, si percepiva, senza sapere chi mi induce a farlo, eppure sei indotto a farlo. Com'è possibile che questo accada? Com'è possibile che persone coscienti, padroni della loro razionalità, siano costrette a fare cose senza che davvero lo vogliano? È possibile. E allora, tornando al primo punto, quello dei media, per capire come funzionano i media bisogna partire da questo. Questo è un concetto semplicissimo, si chiama piramide dell'informazione. I media non sono tutti uguali. Nella parte alta, ognuno di questi cancelletti corrisponde a un media, ce ne sono molti di più. È evidente che nella parte alta, più sei in alto, più ha la possibilità di condizionare quelli sotto. Vi faccio un esempio. Se il New York Times apre il giornale con una grande notizia, il New York Times automaticamente verrà ripreso dai giornali americani e da gran parte dei giornali europei, asiatici, americani e latini. E cosa succede? Man mano si scende, sotto c'è il grande pubblico mondiale. Cosa succede? Che quando c'è un grande fatto, tutti i cancelli dell'informazione si aprono. Se il grande fatto è un terremoto, un'elezione del presidente americano, è ovvio che questo fenomeno, da chiuso a aperto, avvenga in modo naturale. Ma quante sono le notizie che meritano di essere trattate allo stesso modo da tutti i media simultaneamente? Pochissime. Se dovessimo usare solo questo criterio, noi non faremmo dei quotidiani, non dei siti internet, faremmo dei mensili, o forse dei bimensili talvolta. Però viviamo nell'era dell'informazione istantanea, entrano e escono, migliaia di notizie al giorno.
E attenzione, il punto fondamentale è: i giornalisti come fanno a pubblicare le notizie? Da dove attingono le notizie? Dove verificano le notizie? La verità scomoda, la palissiana, ma quasi sempre taciuta, che l'80-90% delle notizie hanno la loro origine, la loro conferma nelle istituzioni, ovvero sopra, nelle fonti, sopra la piramide. Ecco dove arriva il gioco dello spin doctor. Se tu all'interno dell'istituzione hai qualcuno che non serve, non è fedele al mandato di correttezza di informazione, ma approfitta del suo ruolo, ha la possibilità di orientare a cascata tutta la piramide dell'informazione. È così semplice, io l'ho visto tante volte nel corso della mia carriera, è proprio dall'osservare da giornalista che qualcosa non tornava che mi ha spinto a fare gli studi che poi di cui adesso insegno anche all'università. E poi, salto se ne vado troppo lungo, ci sono le tecniche psicologiche. Un concetto fondamentale è quello per frames. Allora, è una questione di come funziona il nostro cervello. Se io vi dico adesso, non pensate al Colosseo, voi cosa state facendo? Pensate al Colosseo. Se io vi dico io non ho rubato, voi cosa pensate? Io ho rubato. Se però vi dico io sono innocente, ha un'altra valenza. E alla stessa maniera il nostro cervello funziona più volte al giorno, su qualunque avvenimento, noi ci creiamo una cornice. E questa cornice vuol dire è un quadro di giudizio che noi ci creiamo. Questa cornice è molto potente perché tutto quel che entra dentro la cornice che ci siamo creati viene recepito dal cervello come un flusso che entra e poi esce, e se la notizia che arriva entra nella cornice viene rafforzata e ingigantita dalla nostra mente. Se la notizia che arriva è fuori dal quadro che ci siamo messi, il cervello automaticamente o la minimizza o addirittura la scarta. Allora, qual è l'obiettivo di uno spin doctor? Che frame è stato creato sulla Grecia e sull'euro? È un frame in cui la cornice nell'opinione pubblica è grossa così, e qui è molto difficile far passare un messaggio che vada a violare il principio retorico che l'euro fa bene a tutti i popoli, che è un'operazione di giustizia per tutti noi. È molto difficile, perché questo frame è colossale, l'hanno costruito in 20 anni di propaganda. E sono pochi illuminati, poche persone aperte che lo capiscono. La maggior parte della gente ha paura di violare questo frame. E non è razionale, è istintivo, ti prende nelle viscere. Anche persone molto intelligenti, arrivati a quel punto lì, svicolano. Alberto l'ha raccontato spesso nel suo blog, no? Quando fa i dibattiti. Incomincia a ricevere risposte che non sono razionali, ma sono emotive. Partono sul principio dell'emotività. E una volta impiantato un frame, sradicarlo è molto difficile. E attenzione, è facile crearlo su un argomento in cui non si ha familiarità, l'Ucraina. L'Ucraina ci ha raccontato un sacco di frottole, perché la gente non sa cos'è l'Ucraina. Allora è facilissimo, tu imponi, dici, la piazza buona contro i cattivi, gli Yanukovych russi, e questo è il frame che è impiantato nell'opinione pubblica internazionale. Oppure associandolo a un'emozione forte, collettiva, a un valore condiviso, perché naturalmente si fa sempre tutto in nome della pace, del benessere dei popoli, della ricchezza, della crescita, della giustizia, dell'unione. E se poi non ci riesci, puoi usare un'azione che è estremamente raffinata, ovvero tu puoi essere di destra e fare cose di sinistra, ma ancora di più essere di sinistra per fare cose di destra. Oppure appropriarti di un simbolo per cui rassicurare il tuo pubblico per poi fare esattamente il contrario. Panagiotis prima ha citato il fatto che in Grecia oggi la Costituzione viene ampiamente violata di fatto, non è rispettata. E il nostro presidente Napolitano che cosa fa? Come può un presidente che dovrebbe essere il custode della Costituzione italiana continuamente incitare il popolo italiano a delegare la sovranità e la libertà politica all'Unione Europea? È una violazione sostanziale del suo mandato costituzionale, ma non lo dice nessuno.
Ecco perché, nella stessa logica, la sinistra oggi è la migliore alleata della finanza più spregiudicata. Piero Sansonetti, che non è certo un giornalista di destra, ha scritto questo bel libro, La sinistra di destra, in cui rileva proprio questa contraddizione. Oggi le poche voci controcorrenti vengono da ambienti molto diversi, vengono dalla Lega, dalla sinistra comunista, dalla destra liberale, da pochi pensatori liberi, ma quasi mai dai partiti dell'establishment e men che meno dalla sinistra moderata. Eppure questo non è casuale, questo rientra in un sistema. Perché, e qui arrivo a un altro punto importante, questa è un'altra conseguenza, la paura. Quando poi tu non riesci a ottenere, oppure arrivi a un livello di difficoltà, quel che accade in Grecia è che alla fine tu puoi far sempre leva sulla paura. Che cosa accade oggi in Grecia? Che c'è metà della popolazione che sta morendo e l'altra metà della popolazione che ha paura di perdere quel poco che le rimane. Della stessa ragione per cui se oggi ci fosse una vera campagna sull'uscita sull'euro, la paura diventerebbe il motivo principale. Lo dicono in continuazione, ci sarà il crollo, l'inflazione, diventerete tutti più poveri. Ed è un concetto che viene usato in maniera scientifica, non casuale. Allora, il punto è che quando c'è lo spin accade questo, e quando non c'è lo spin accade questo. Ovvero, noi siamo per fortuna ancora in democrazia, però la questione è che se tu non capisci le logiche di gestione della comunicazione, le poche voci libere provocano questo effetto. Facciamo una scommessa, non so quanti giornalisti accreditati ci siano qui oggi, non vedo però telecamere importanti, quanti domani parleranno di questo convegno? Nessuno, quasi nessuno. Quante notizie scomode verranno date sui giornali, vengono date quotidianamente, vengono fatti degli scoop importanti, con Mario ne abbiamo fatti diversi, e l'effetto è sempre questo. Si aprono alcuni cancelli, ma troppo pochi per influenzare il grande pubblico, che può essere mondiale, europeo, nazionale o locale. Il meccanismo è sempre lo stesso. Allora giungo alla conclusione. Non capirete mai davvero che cosa accade nel mondo se non conoscete questi meccanismi, questa moderna stregoneria, se non imparate a sviluppare un concetto importante, che questa forma di manipolazione sociale non è dovuta alla costrizione fisica, non siamo in dittatura, è dovuta all'induzione. Il meccanismo della piramide è un meccanismo che viene applicato sui media, ma viene applicato sulle istituzioni, viene applicato sulla società, viene applicato in diversi settori della nostra società e comporta la conoscenza della comunicazione, della scienza politica, della sociologia, della psicologia, e solo chi riesce a capire la complessità, l'articolazione di questa forma di induzione riesce ad avere una visione costruttiva e realistica di quel che accade davvero, altrimenti rimane tutto un mistero, altrimenti abbiamo sempre solo delle fotografie parziali, mai la fotografia complessiva. E attenzione, lo spin è uno strumento di guerra. Oggi le guerre non si combattono solo con le armi, sempre meno con le armi, sempre più usando metodi non convenzionali. La Grecia è un teatro di guerra e ha subito devastazioni paragonabili a quelle di una guerra. Ma se lo dici non ti credono, perché nessuno ha il coraggio di rompere il frame. Allora io non posso che ringraziarvi, non posso ringraziare Alberto, non posso che incoraggiarvi ad andare avanti su questa strada, sperando la prossima volta di non essere qui in 400, magari essere qui in 4000. Missione possibile.